Il sit-in di protesta di cittadini, esponenti dell'opposizione e associazioni ambientaliste sotto al municipio di Ponzano non è servito a far cambiare idea al Consiglio Comunale, che ha votato a favore della convenzione con la società di proprietà del gruppo Grigolin che gestisce Cava Morganella. La cava potrà scavare per 15 anni dagli attuali 43 metri fino a 60 metri di profondità, arrivando a prelevare 4,2 milioni di metri cubi di ghiaia e sabbia per un valore di 80 milioni di euro. Nel silenzio stanno acconsentendo a firmare delle convenzioni con privati che causeranno un danno alla salute pubblica di tutti noi. È una cava che, se realizzata con la profondità dell'autorizzazione, metterà in contatto le falde acquifere più superficiali con quelle più profonde, che poi sono quelle che vengono utilizzate anche per l'uso dell'acqua, degli acquedotti, e quindi l'acqua che arriva nei nostri rubinetti. L'acqua è un bene comune, è un bene da tutelare. Soprattutto in questi anni che viviamo di crisi idrica, climatica e di inquinamento. La società della cava ICG SRL aveva già il via libera della Commissione di impatto ambientale e poi della Regione. Il comune di Ponzano Veneto non poteva impedire gli scavi, ha detto il sindaco Antonello Baseggio. Con la convenzione avremo un acconto di 150.000 euro l'anno per opere di mitigazione nei pressi del lago artificiale. Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento, il sindaco è rassicurante. La preoccupazione è sulla falda e anche di questa amministrazione. Ricordo che la falda è unica ed è a meno 120 metri. Nel territorio di Ponzano Veneto, come nei comuni limitrofi, c'è un'unica falda. Di per sé questa falda è già dagli anni 50 che è sotto pressione, quindi non cambia niente questa escavazione. Se avessimo dei danni sarebbero già dal 1950 circa.